Acchiappa l'idea! Oggi facciamo insieme delle case per presepe. Bentornati amici ed amiche su Acchiappa l'idea. Il Natale 2021 è ormai davvero alle porte. Questi sono i pezzi che ho realizzato in quest'anno, ma prima di riuscire a montarli devo realizzare una parte qua. Ho pensato di fare una specie di casa, una specie di villaggio un pochino più in alto. Non ho molto tempo per realizzarlo, quindi cercherò di semplificarmi un po' la vita e fare un progetto un po' semplice e di lavorare piuttosto in fretta. La scheda progetto quindi la realizzerò alla fine del video e la incollerò in questo punto. Grado di difficoltà 2 su 5, tempo necessario 2 su 5, costo del progetto 1 su 5. Bene, adesso che voi sapete quanto è difficile questo progetto, io ho già iniziato in realtà a costruirlo. Ho preso questo pezzo qua di cartone e l'ho già un attimo piegato. Ho fatto degli scassi sotto in modo da poterlo incastrare tipo così. E adesso cercherò di capire come fare qua la parte ovviamente davanti. Ho qualche idea. Noi però la vediamo con la modalità solita del timelapse con l'overspeaking. E in presenza ci vediamo invece alla fine del video con qualche considerazione. Ho deciso di usare queste due colonne che ho realizzato in un video precedente e che sono proporzionate col presepe. Vedete qua ho già creato i rinforzi un po' della struttura utilizzando cartone e colla caldo. Ora vado a farmi un po' un'idea di quello che voglio ottenere. Sulla sinistra creerò una specie di muretto, mentre qua sulla destra un grande piano, un piazzale, e quindi vado a piegare un po' il cartone e poi a incollarlo in modo che risulti poi solido. Così, utilizzo la colla caldo sempre. Poi metterò le due colonne lì davanti e da questa parte, come ho detto, farò un muretto e quindi vado a piegare il cartone e vado a realizzare un piccolo spessore con degli altri pezzi di cartone in modo da poi appunto creare la struttura del muretto incollandoci dentro lo spessore e posiziono poi il pezzo lì. Adesso vado a fare con un pannello di polistirene spesso 3 cm una specie di arco di pietra, arco di pietre anzi, lo vado a tagliare grossolanamente con un cutter affilato e appunto lo vado a sgrossare. Questa è appunto la dimensione dell'arco di pietra. Poi disegno quelle che sono le pietre per aiutarmi poi nella fase di intagliaggio, cioè appunto quando lo vado a intagliare. Per prima cosa utilizzo questo, se non ce l'avete pazienza, però è un incino di polistirolo si chiama ed è un filo che si scalda. Poi utilizzo sempre un cutter affilato oppure anche, vedete, una lama da bisturi da modellismo, si chiamano lame da modellismo se le cercate su internet, e appunto mi serve per andare a dare un effetto più naturale a queste pietre. E vado a fare anche un altro arco uguale praticamente o molto simile con le stesse misure circa, e anche questo lo vado tutto a intagliare e poi vedete andranno messi così. Ora vado a texturizzare il polistirene utilizzando un sasso irregolare, questo è tufo, però va bene anche una pallina di carta stagnola. Vado a creare questa parete di fondo utilizzando un pezzo di cartone e ho pensato di aggiungere 2 colonne anche lì, quindi una colonna la faccio arrotolando del cartone e quell'altra con un pezzettino di polistirene. Anche questo lo vado a texturizzare e poi lo incollo lì al suo posto, così, una a sinistra e una a destra. Incollo anche l'arco di cartone lì in alto ed ecco questo dietro e le 2 colonne davanti con l'arco davanti. Bene, adesso prendo questo che è cemento, questa qui che è della sabbia media, un pochino di Vinavil e un pochino d'acqua. Mescolo, già che ci sono e ce l'ho in casa ci aggiungo anche, adesso vedete, un pochino di stucco e poi vado sempre a mescolare.
La pasta deve avere la consistenza circa dello yogurt. Lo vado a dare su tutte le parti che dovranno avere un effetto pietra, quindi l'archi e le colonne. Quindi anche appunto l'arco davanti, le due colonne davanti in realtà sono già pronte e le utilizzerò così come sono. E poi lo lascio asciugare. Nel frattempo vado a darlo anche nella zona del muretto, che ho pensato di fare anch'essa effetto pietra. Mentre invece per la parte diciamo di intonaco della parete, questa volta utilizzo sempre del Vinavil, dello stucco e della segatura, e quindi ottengo qua sempre una pasta che assomiglia a yogurt con del muesli dentro, e vado a darci questa parete qui e le due pareti della nostra casetta. In realtà non è poi obbligatorio metterci la segatura, ci potete mettere anche la sabbia. Quello che vi consiglio di escludere è il cemento per le pareti stuccate. Il pavimento anch'esso lo faccio con una pasta simile. Ed ecco una volta che è asciugato il suo aspetto. E questo qui sono gli altri due pezzi, che andranno messi uno qui, ma prima andiamo a inscurirlo. Utilizzo dell'acqua, ci diluisco quello lì che è un acquerello, e poi lo vado a dare a pennello bagnato. Vedete che diventa subito molto scuro, ma in realtà una volta che poi si asciuga si schiarisce parecchio. Lo andiamo a dare su tutte le parti che dovranno essere di effetto pietra. Possiamo mettere anche dell'acrilico molto diluito e che ha un effetto tutto sommato simile. Va a infilarsi prevalentemente nelle fessure. Lo andiamo a dare anche con un bel pennellone che rende molto bene l'effetto. Con una tinta simile ma più marrone andiamo a dare il piano della nostra struttura, vedete, così. E poi con una tinta invece molto più tenue, molto più diluita, andiamo a dare qualche macchia sulle pareti più chiare e qualche macchia anche giallina, non solo grigina, in modo appunto da differenziare un po' il muro e renderlo un pochino più rovinato. Adesso che si è asciugato tutto, bisogna farlo asciugare bene, andiamo a dare a pennello asciutto, quindi con poco colore sulle setole e magari delle setole più dure, tutte le parti effetto roccia e un po' anche le altre. Andiamo a dare un colore tenue o un colore più giallognolo, come in questo caso, sulla parte più marrone, in modo appunto da differenziare un po' il tutto e colorare diversamente le emergenze. Così. A questo punto io sono molto appassionato del fugante, non riesco a farne a meno, vado a dare un pochino di fugante per piastrelle nelle fughe appunto fra le fessure dei nostri mattoni, perché mi piace molto l'effetto cementizio che si ottiene. Si mette un po' di fugante e poi si spruzza con un semplice spruzzino con dell'acqua, vedete. Lo vado a dare un po' ovunque, soprattutto sulle parti effetto pietra e appunto in maniera irregolare a chiazze. Ne do un pochino così a pioggia anche sul pavimento, vedete. Una volta che si è asciugato tutto per bene, vado a fissare le pareti e le colonne con la colla a caldo. Ne metto parecchia perché deve tenere bene, ecco. E poi fisso per ultimo l'arco di pietra. Dato che c'è un'irregolarità lì fra il capitello e l'arco, ci vado a mettere anche qua un po' di fugante in modo che sembrino un pochino più cementate, così. Bene, e questo è l'oggetto che do per finito. Non ho capito bene che cosa ho ottenuto, sembra una specie di rudere, un tempio, una cosa un po' romana, che alla fine è abbastanza contestualizzato all'epoca, dato che c'erano i romani a Gerusalemme. Quindi questo pezzo qui lo andremo a inserire dietro a quelle altre strutture. Mi piacerebbe averle ancora qui per provare come vengono, ma in realtà le ho già portate a casa della nonna, perché lì farò poi il presepe. Ma volevo dirvi che in realtà mi era
balenata per la mente un'idea mentre costruivo. Non sapevo bene come fare il tetto e ho pensato di provare a utilizzare questo, che era il tetto del progetto del mulino con le tegole fatte di DAS, che è un altro tutorial che trovate sul canale, e di metterlo tipo così. Però non ci stava poi molto bene e quindi alla fine me lo faccio andare bene così, senza una copertura. Vedete che non c'è un vero e proprio modo per fare queste cose, c'è più uno stile che io adotto. Non è che mi faccio esattamente un progetto, è un po' una lavorazione, un work in progress. Detto ciò, quindi questo pezzo non ha senso in quanto tale, ha senso una volta che poi si incastra con gli altri pezzi che ho già costruito. Spero che comunque questo tutorial vi sia utile e di avere il tempo di costruire il presepe, dato che in realtà qua oggi siamo al 23 dicembre e i giorni ormai sono arrivati agli sgoccioli. Noi ci vediamo alla prossima idea creativa. Ciao!